Presente. Ferrari Tommaso assente. Terbellini con delega Zelger presente. Guardini Enrico presente. Zandomenichi Marco presente. Lesso Anna presente. Benini Federico presente. Bozza Alberto assente. Vanzetto Marta assente. Meloni Paolo presente. Vertucco Michele presente. Come capigruppo avevo visto la consigliera Bressan, che attualmente non vedo più, quindi come altri capigruppo non ne vedo. Quindi comunque, Presidente, abbiamo il numero legale, possiamo iniziare. Sì, vedo che è presente anche un nome che si chiama Laura Azzoni, è dipendente del comune oppure... Pronto, mi sente? Laura Azzoni? Dovrebbe essere dell'aeroporto di Verona, la detta stampa può essere, Presidente Arena? Sì, fermo la nostra detta stampa dell'aeroporto. Benissimo, la saluto e ringrazio anche lei. Allora, questa riunione segue la conferenza stampa del 25 gennaio, quando avevo annunziato l'inizio di una serie di audizioni in Commissione Seconda, la commissione che si occupa di bilancio e di partecipate, per approfondire la situazione e le prospettive dell'aeroporto Catullo, che vede il Comune di Verona socio minoritario attraverso Aerogest, ma comunque al centro di un bacino di interesse di questa infrastruttura, da cui deriva anche il sentito dovere di promuovere un'azione di rete e di tutela degli interessi di tutto il territorio circostante, che comprende non solo la provincia di Verona, ma anche il Lago di Garda e i suoi dintorni, le province di Trento, Bolzano, Mantova, Brescia e anche altri. Siamo tutti d'accordo sull'importanza dell'aeroporto per il turismo e per l'indotto che vi comporta, albergatori, ristoratori, guide, ma anche operatori dello spettacolo, del commercio, produttori di vino, di olio e persino la filiera delle manutenzioni edilizie e tutte le attività connesse. Meno visibile ma altrettanto importante per lo sviluppo futuro dell'intero bacino del Catullo è il mantenimento di un canale di collegamento tra il tessuto economico produttivo del nord-est e quello di tante altre regioni italiane di paesi stranieri con i quali l'aeroporto ci permette di fare affari e di creare posti di lavoro. Il Covid-19 purtroppo ha creato una situazione veramente grave in tutta Italia, ma segnali di allarme erano già annunciati prima della pandemia, visto la situazione di mancata crescita rispetto ad altri aeroporti. Certo è difficile fare previsioni, è il nostro dovere pensare con un lavoro di analisi e di condivisione delle possibili strategie che ci permettano di cogliere il momento della ripresa dopo o nonostante il Covid, con uno sguardo al futuro per non arrivare impreparati, per esempio, ad alcuni appuntamenti come le Olimpiadi del 2006 e per non porre incognite lo sviluppo di tutti gli enti economici e relativi posti di lavoro cui tutti siamo interessati. Questo è il motivo che ci ha spinto a mettere a disposizione lo spazio istituzionale di questa commissione, stimolato da vari consiglieri e rappresentanti politici, per una serie di audizioni di tutti gli attori interessati che subirebbero un danno certo dal suo eventuale declino e un beneficio di ripresa dal suo auspicabile sviluppo. Apriamo quindi un tavolo e ascoltiamo cosa possono dirci i vari attori. Questo è l'obiettivo. Un lavoro di analisi di proposte cui la politica e gli enti economici del bacino, a prescindere dalle simpatie politiche e dal ritorno di investimento immediato, devono farsi carico per garantire un futuro ai nostri figli, con spirito costruttivo, in un'ottica di trasparenza e cercando di evitare sterili contrapposizioni politiche. 2 settimane fa abbiamo ascoltato i soci pubblici di Aerogest, il Comune di Verona, la Provincia di Verona, la Provincia di Trento e la Camera di Commercio di Verona. Oggi abbiamo invitato il gruppo Save, l'aeroporto Catullo, la Fondazione Cari Verona, la Provincia di Brescia, la Provincia di Bolzano e il Comune di Villafranca, sede dell'aeroporto. Do quindi il benvenuto, l'ho già dato anche prima, a tutti gli intervenuti, in attesa anche della dottoressa Scarpa del gruppo Save,
E ringrazio anche l'assessore Bianchini non c'è, la dottoressa Lavanda non la vedo, che è dirigente del settore, che c'era l'altra volta. In futuro abbiamo già previsto altre audizioni con Confindustria, Apindustria, Confcommercio, Confimitalia, con possibili investitori e compagnie aeree interessate a rilanciare il nostro aeroporto. Come si svolgerà questa commissione? Innanzitutto ci mettiamo in ascolto tutti i membri della commissione e anche chi è collegato su YouTube. Sapete che è in collegamento diretto e si può ascoltare anche in differita. Propongo di dare spazio di 10, massimo 15 minuti ad ogni relatore, dopodiché potrà stare spazio per qualche domanda, ma grosso modo la riunione si dovrebbe concludere alle 3:30, un'ora e mezza al massimo di durata. Se qualche relatore ha problemi di impegni deve lasciarci, magari me lo dice subito, che così anticipiamo. La dottoressa Scarpa diceva che voleva parlare prima, ma se ci sono anche altri, non so, domando al dottor Arena, all'avvocato Piazzola, al vicepresidente Alberti, altrimenti andiamo avanti. Per me nessun problema, Presidente, grazie. Ecco, va bene. Dottor Arena, magari Presidente del Catullo, vuole cominciare lei? Va bene, del suo punto di vista e della visione che ha del futuro, ecco, diciamo. Certo, intanto grazie dell'invito, Presidente. Partecipo a questa commissione dopo aver partecipato anche in altre occasioni su invito del Comune di Verona per andare a relazionare lo stato dell'aeroporto Valerio Catullo di Verona. Mi permetto di iniziare portando un punto di vista da parte della Presidenza dell'aeroporto, dove i segnali di decadimento prima del Covid, non condivido questa affermazione, perché l'aeroporto Valerio Catullo dopo il 2011 aveva iniziato una profonda attività di ristrutturazione dell'asset, che aveva portato poi nel 2014 all'entrata del socio industriale e alla creazione del sistema aeroportuale del nord-est. Dal 2014, se voi vedete i bilanci e vedete anche la curva del traffico che l'aeroporto Valerio Catullo ha prodotto, è sempre cresciuto sia in termini di traffico che in termini di redditività. E il sistema aeroportuale del nord-est, nato anche su una sollecitazione del governo italiano, perché il governo italiano con la riforma che è stata apportata degli aeroporti italiani, dove si sono identificati 3 hub a livello italiano, che sono Milano Malpensa, Venezia e Roma Fiumicino, aveva portato poi alla costituzione di questo polo, che poi anche in Italia è stato seguito da altre regioni, vedi la Puglia, vedi anche la collaborazione che è nata negli aeroporti toscani. Prima dell'inizio della pandemia l'aeroporto era assolutamente in linea con il piano di sviluppo che noi abbiamo concordato ed è stato approvato dall'ENAC, ed era pronto ad affrontare gli investimenti per consegnare poi al territorio quelli che erano gli obiettivi che lei ha anche evidenziato, una nuova aerostazione, il cosiddetto progetto Romeo, per essere pronti entro il 2026, anche perché Verona, come noi sappiamo tutti, sarà la sede dove ci sarà l'attività di chiusura delle Olimpiadi del 2026. Poi è arrivata la pandemia. La pandemia ha colpito tutto il sistema dei trasporti in una maniera molto violenta. Siamo ancora all'interno di una situazione molto critica perché non abbiamo contezza in questo momento di quando il traffico internazionale ripartirà con regolarità, tanto è che l'anno scorso noi in momento di luce che si era visto durante il periodo estivo, abbiamo messo in atto tutta una serie di azioni con le compagnie aeree che lavorano all'interno e sono basate all'interno dell'aeroporto Valerio Catullo per assicurare quelli che erano i cosiddetti voli di prossimità, cioè tutti quei voli che erano possibili effettuare in base ai vari DPCM che venivano emanati dal governo italiano.
Il 2020 si è chiuso con circa 1 milione di passeggeri che sono stati trasportati, e abbiamo reagito rispetto agli altri aeroporti assolutamente in linea, se non in una situazione di maggiore competitività. Adesso ci troviamo in una situazione che voi potete immaginare molto critica, perché dobbiamo affrontare la crisi che si è abbattuta sull'aeroporto, e dobbiamo affrontare anche quello che è lo sviluppo dell'aeroporto stesso, perché il consiglio d'amministrazione che io presiedo è concentrato oggi a cogliere tutte le opportunità che il mercato darà non appena sarà possibile ritornare ad una normalità. Che cosa abbiamo fatto in questi mesi? Abbiamo voluto con i nostri soci convocare un'assemblea che è stata tenuta l'11 di dicembre, dove abbiamo presentato ai nostri soci la situazione economica finanziaria della Catullo SpA. In questi ultimi primi mesi dell'anno 2021 ci siamo convocati con il Consiglio d'amministrazione l'11 gennaio, quando è stato fatto il punto nuovamente sulla situazione economica finanziaria della società, e il 17 febbraio abbiamo discusso e approvato la necessità di convocare una prossima assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile. A breve il CDA dovrà approvare, ai sensi dell'articolo 14,2 del decreto legislativo 175 del 2016, un idoneo piano di risanamento della Catullo, la cui fattibilità dovrà essere attestata da un esperto indipendente, e nel quale saranno rappresentate le misure, tra le quali l'aumento di capitale che dovremo intraprendere per correggere gli effetti ed eliminare le cause della crisi aziendale in atto. Nell'ultimo consiglio sono stati quindi conferiti appositi mandati sia ai consulenti legali che assisteranno la Catullo nel complesso percorso che l'attende, sia il consulente finanziario che dovrà validare il piano di risanamento. Vorrei evidenziare come sia assolutamente necessario intervenire ed eseguire tutti gli interventi infrastrutturali che sono previsti dal nostro PSA per garantire una continua crescita del sistema aeroportuale del Garda, che è inserito nel sistema aeroportuale del Nord-Est. La Catullo deve trovarsi pronta a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno appena sarà terminata l'emergenza pandemica, come dicevo prima. Per tutti i suddetti motivi credo che sia fondamentale che i soci si attivino per sostenere la società, che è una società che è in grado di affrontare le sfide del mercato e che si è trovata in questa situazione di imbarazzo a seguito della pandemia che ha colpito il nostro paese e il mondo intero. Vorrei anche porre l'attenzione su una necessità del Consiglio di amministrazione che ripete e ripeto in qualunque consesso vengo chiamato a relazionare, che è assolutamente necessario garantire una governance stabile e duratura. Come credo voi sappiate, da 2 anni sono stati disdettati i patti parasociali tra i soci pattiscenti, quindi tra Aerogest e Save SpA, e il patto parasociale fino ad oggi si è tenuto in vita attraverso numerose proroghe che non hanno però garantito una governance stabile alla società. L'ultima proroga è stata fatta il 31 di gennaio con la durata di 3 mesi, e quindi abbiamo davanti ancora 2 mesi dove ci auguriamo che i soci possano arrivare ad un nuovo patto che deve avere comunque una durata lunga di almeno 3-5 anni per poter garantire una governance stabile alla società. Come ha detto lei, l'aeroporto, ne siamo tutti convinti, rappresenta una delle infrastrutture essenziali per il territorio, soprattutto nella prospettiva della rinascita post-Covid.
non solo in ambito turistico, ma in ambito anche di collegamenti con il mondo industriale, che porta la necessità di avere collegamenti fluidi e veloci tramite il nostro scalo. Sono convinto che l'aeroporto in questi ultimi anni ha dato un grande supporto per non solo il rilancio del territorio, ma per la continuità di una ricchezza che il nostro territorio ha sempre dimostrato anche da un punto di vista turistico e commerciale. E l'aeroporto si è inserito nel sistema aeroportuale del Nord-Est, che è riconosciuto a livello internazionale ma anche a livello nazionale come un'eccellenza. Oggi però la situazione pandemica necessita di un grande sforzo da parte dei soci, perché noi siamo convinti che sia l'aeroporto di Verona che l'aeroporto di Brescia Montichiari, che ha avuto in questi ultimi anni una ristrutturazione profonda e è stato lanciato all'interno del mercato cargo, divenendo il terzo aeroporto cargo italiano, deve necessariamente trovare un supporto. Dobbiamo tecnicamente fare squadra per gestire e per dare un futuro a questa infrastruttura così importante per il nostro territorio. Posso garantire a tutti voi che la società e tutto il suo management hanno tutta la capacità per raccogliere le sfide che ci attendono, però non dobbiamo farci sfuggire l'occasione di essere pronti per gli investimenti. Noi siamo pronti, abbiamo necessità di trovare una condivisione da parte dei nostri soci per proiettare i nostri due scali, che sono, come ripeto, all'interno del sistema aeroportuale del Nord-Est, verso il futuro che meritano. Grazie, dottor Arena, Paolo Arena. E nel frattempo ho visto che si è collegata l'amministratore delegato del gruppo Save, che saluto, dottoressa Monica Scarpa, e mi pareva che avesse detto anche che anche l'assessore Bianchini si è collegato. Saluto anche Stefano Bianchini, assessore comunale alle partecipate. Buongiorno, sarò qua poco perché ho un altro impegno. Comunque ascolto. Vuoi dire due parole brevemente oppure di saluto? Volevo solo salutare tutti quanti e augurare buon lavoro. Noi abbiamo già fatto la prima commissione, questa è la seconda. Finché posso ascoltare, ascolto, dopodiché purtroppo devo abbandonarvi. Gli impegni sono tanti, grazie comunque di aver portato i saluti. E do la parola allora alla dottoressa Monica Scarpa del gruppo Save. Mi sente? Grazie, la sento. Ecco, il tempo dell'intervento, come ho detto prima, al massimo 10-15 minuti, insomma, perché siamo in tanti e andiamo all'essenziale. Siamo qua per ascoltare i membri della Commissione e tutti coloro che sono collegati tramite YouTube. Grazie, prego la parola. Grazie mille di essere stata invitata in questa commissione. Ricordo a tutti velocemente che oggi il gruppo Save detiene il 41,8% della Capullo ed è entrata nel capitale della stessa a fine 2014. Presidente, scusi, ci sono due profili della dottoressa. Sì, dovrebbe chiudere uno dei due profili, ne ha due aperti, o lo facciamo chiudere da Ramirez, perché sennò si sente tutto un ritorno senza sentire bene l'audio. Se riesce a chiuderlo lei? No. Se riesce a chiuderlo, ecco. Perfetto. Ecco. Grazie, scusate. Prego, vada pure. Dicevo, a circa il 42%, è entrata nell'ottobre del 2014 e ha sottoscritto nello stesso periodo un patto parasociale con Aerogest che detiene il 47%, in base al quale è previsto il controllo congiunto della società, che appunto, come ricordava il Presidente Arena, è stato prorogato sino al 30 aprile prossimo venturo. I consigli di amministrazione che si sono succeduti in tutti questi anni hanno di fatto dovuto affrontare una situazione molto difficile al momento, appunto a fine 2014, ed hanno implementato un piano di ristrutturazione che ha portato appunto a chiudere quello del 2019 il miglior esercizio
della storia della Catullo, con oltre 3,6 milioni di passeggeri, EBITDA di oltre 11 milioni di euro. Contemporaneamente, come sempre... Non la sentiamo più. Dottoressa Scarpa, mi sente? C'è qualche problema. Giuseppe Ramirez, riusciamo a ripristinare il collegamento con la dottoressa Scarpa? Purtroppo, se non è lei che lo ripristina, noi non possiamo intervenire. Provo a chiamarla io. Sì, sì, grazie. È anche stato messo a gara. Mi scusi dottoressa, abbiamo perso un po' quello che ha detto negli ultimi 20 secondi, perché non si sentiva proprio l'audio. Connessa, ti stavo chiamando proprio per chiederti di riconnetterti, quindi sei... Io sono connessa e continuo a vedervi tutti. Però non si sentiva la tua relazione. Abbiamo sentito i vari consigli di amministrazione hanno dovuto affrontare una profonda ristrutturazione e la chiusura del 2019 con il 3.600.000 da lì dopo ti abbiamo perso. Cercherò di sintetizzare di nuovo. Rimbomba un'altra volta. Sì, c'è un eco. No, perché c'è un altro profilo suo aperto. C'è un altro profilo aperto, esatto. Se vuole lo chiudo, però mi dica lei. Ma perché io non... Pronto? Sì, la sentiamo. Mi sentite meglio? No. Ramirez, puoi chiudere tu l'altro profilo? Già fatto. Grazie. Dicevo che, come ha detto il Presidente Arena prima, sono state svolte tutte le attività per ottenere la valutazione di impatto ambientale, che possono sembrare tanti anni, perché diciamo dal 2015 al fine 2019, quando è stata ottenuta l'approvazione finale da parte del Ministero, sono passati comunque 5 anni, ma è inferiore alla media degli aeroporti italiani per ottenere questo tipo di autorizzazione. E questo è a riprova della concretezza e della bontà svolto. Dal 2015 al 2019 comunque sono stati realizzati oltre 35,8 milioni di euro di investimenti ed è stato conclusa tutta l'attività di progettazione, tutte le autorizzazioni necessarie per procedere con i lavori di ristrutturazione del terminal, il famoso progetto Romeo. È stata anche indetta la gara per selezionare l'impresa costruttrice e la gara è terminata, siamo solo in attesa di affidare l'incarico per la realizzazione, quindi i lavori potrebbero partire veramente in tempi molto brevi. In questo momento la società, a fronte del Covid e di quello che è successo, grazie alla pandemia e al calo drastico del traffico passeggeri che c'è stato, chiuderà un esercizio 2020 negativo, con una perdita di Non abbiamo sentito. Dottoressa, ci sente? Se ci sente, con una perdita di... non abbiamo più sentito niente. La connessione risulta persa, quindi. Sì. Presidente, la provincia di Brescia chiede di intervenire. Sì, a questo punto chiedo al dottor Paolo Arena magari di contattare la dottoressa Scarpa di nuovo e di avvisarla che nel frattempo facciamo parlare la provincia di Brescia. Ci provo. Grazie.
legge di bilancio per un ammontare complessivo. Mi avete perso un'altra volta, mi sentite? Sì, adesso sì, però l'abbiamo persa al momento quando lei ha detto che quest'anno ci sarà una perdita di, e poi il buio assoluto fino adesso. Aiuto. Di circa 13 milioni di euro. Sì. E dicevo che questa perdita, aggiunta a una tensione finanziaria che comporta... Mi sentite? No, adesso sì, adesso sì. Va a scatti. Senta, vuole provare a uscire e rientrare, che forse... Sì, posso provare a chiudere il video, che forse... Sì, chiudendo il video a volte c'è un miglior risultato, anzi chiudo anch'io. Prego. Mi sentite? Sì, adesso sì. Rimbomba di nuovo. Profili, Simone, ci sono sempre 2 profili adesso. Perché lei lo richiude. Continui pure intanto, vediamo se... Proviamo. Dicevo che gli aiuti di Stato che sono stati... Mi sentite? Sì, sentiamo. Sì, la sentiamo. Gli aiuti di Stato sono stati il prolungamento della concessione di 2 anni e un ammontare complessivo di 450 milioni di euro per tutti gli aeroporti in Italia, da cui in base ai primi conteggi alla Catullo dovrebbero spettare una cifra compresa tra i 7 e i 9 milioni di euro. Deve ancora essere notificato in Europa questo aiuto di Stato e si pensa che probabilmente, come dire, riceveremo qualche cosa non prima dell'ultimo trimestre del 2021. L'aeroporto Catullo è sicuramente elemento chiave per la ripresa e lo sviluppo economico e sociale del territorio a cui appartiene e come tutti i contesti in cui l'industria, il commercio e il capitale umano si incontrano e interagiscono, così gli aeroporti rappresentano dei catalizzatori di opportunità. L'aeroporto, nella sua consapevolezza di questa funzione, ha comunque elaborato una strategia di sostenibilità e di innovazione, integrando da una parte gli aspetti ambientali e di riduzione delle emissioni di CO2, che è un obiettivo strategico per ridurre gli impatti ambientali e promuovere invece un'innovazione che consenta di mantenere questi obiettivi di riduzione di CO2 e gli aspetti sociali e di esperienza delle persone, per assicurare in qualche modo che tutte le azioni intraprese siano allineate e coerenti anche con gli obiettivi regionali e locali. Gli aspetti economici e finanziari sono sicuramente importanti, ma devono essere sempre anche visti in un'ottica di integrazione della crescita economica di tutto il territorio sul quale insiste l'aeroporto. Le basi per lo sviluppo e la crescita della Catullo, che sono già state create nel corso dei passati esercizi, hanno fatto sì, peraltro, che la perdita dei passeggeri del 2020, per quanto molto importante, sia risultata comunque inferiore a quella della media italiana degli aeroporti. E questa strategia per lo sviluppo si basa sulla creazione di relazioni stabili e di lungo periodo con i vettori, per il ripristino oggi di una capacità e di un'offerta di posti sugli aerei nel più breve tempo possibile e lo sviluppo di nuove destinazioni che privilegino non solo la componente inbound del traffico, ma anche quella outbound. E ne è un esempio il vettore Volotea, che ad oggi ha come unica rotta operata in Italia quella operata dalla Catullo. L'appartenenza della Catullo al sistema aeroportuale del Nord-Est costituisce un assoluto punto di forza in un territorio in cui la ripresa e lo sviluppo di tutta l'offerta turistica non potrà che essere multilocation, consentendo lo sfruttamento della capacità di ogni aeroporto nell'ottica della sostenibilità ambientale e dello sviluppo di una rete intermodale capace di intercettare i più ampi flussi turistici.
Il socio Save ha investito dal primo momento nella Catullo con l'obiettivo di risanare e di far crescere l'aeroporto, sia quello di Verona che quello di Brescia, che appunto, come ricordava prima il Presidente, è parte della stessa concessione e che ha ottenuto dei risultati molto importanti in questo esercizio appena chiuso il 2020, con un'importante crescita del traffico merci. La Save continua a credere nella bontà del progetto, dello sviluppo del sistema aeroportuale del Nord-Est ed intende continuare ad investire per lo sviluppo dello scalo, che è lo sviluppo dell'intero territorio di riferimento e della regione del Veneto in particolare, e anche con l'obiettivo di essere assolutamente pronti con un piano di investimenti importante che consenta allo scalo di avere un ruolo di primo piano al momento delle Olimpiadi del 2026. Grazie a tutti e mi dispiace per questa connessione difficile, diciamo. Grazie, adesso l'audio era perfetto, quindi era proprio forse il problema del video. E adesso non so se vuole parlare. Prima parlavamo della provincia di Brescia, il vicepresidente Guido D'Alberti è collegato. Vedo il segnale un po' scarso, però forse anche lì c'è un problema di audio, di potenza del segnale. Mi sentite? Guido D'Alberti? C'è il presidente della provincia, Samuele Arghisi. Ah, è arrivato il presidente Arghisi, perfetto. Allora lo saluto e lo ringrazio intanto di essere qui con noi. Il segnale vedo che è molto scarso, almeno dallo schermo che vedo io. Eventualmente se chiudete il video si sente meglio da quello che si è capito. Allora provvediamo. Allora gli avete comprati quegli impianti lì? Non lo so, ma forse non so da cosa dipenda, perché francamente si sente anche un po' di eco, forse c'è un altro altoparlante aperto, non lo so. Comunque, prego, alla parola, 10 minuti, 15 al massimo. Grazie. Io innanzitutto approfitto per ringraziare il Comune di Verona per l'invito e per l'opportunità di questo confronto e contestualmente ringrazio anche il Presidente Arena e la dottoressa Scarpa per quanto hanno detto e per quanto stanno facendo ovviamente in questa situazione di grande difficoltà. Grande difficoltà in cui la provincia di Brescia, insieme a tutti gli enti pubblici che partecipano anche al capitale sociale della società, intendono partecipare, non sottrarsi per quanto riguarda le loro responsabilità ed aiutare soprattutto il piano di sviluppo che la società stessa vorrà porre in essere e che verrà presentato successivamente. Io ritengo che proprio per il mandato che ha la provincia, cioè quello di essere un soggetto che deve regolamentare e gestire territorialmente, è soggetto regolatore per quanto riguarda il piano territoriale, sia assolutamente un ente che deve essere chiamato in causa come tutti gli altri soggetti pubblici, attraverso i quali io credo dovremmo dare progressivamente un aiuto alla società per poter incrementare quello che è il proprio piano di sviluppo industriale, che credo che potrà essere importante nei prossimi anni. Abbiamo sentito ora la dottoressa Scarpa enunciarci alcuni degli obiettivi che si intende perseguire per il futuro a partire dalle Olimpiadi 2026, credo che sia un'occasione importantissima per tutto il territorio, sia bresciano che veronese, e credo anche che la valenza sovraprovinciale di questa infrastruttura, quindi che coinvolge sostanzialmente le due regioni, sia un elemento da dover mettere al centro. Per quanto riguarda le opere infrastrutturali di contorno, sono assolutamente attenzionate dalla provincia di Brescia, abbiamo già avuto degli incontri anche su tavoli interistituzionali di più alto livello e siamo, soprattutto con la Regione Lombardia appunto, e siamo pronti a supportare un progetto industriale concreto e su questo ci mettiamo assolutamente a disposizione sia anche nella mediazione delle interlocuzioni che per quanto riguarda le autorizzazioni territoriali conseguenti. Avremo a breve con la Regione degli incontri per definire il PTRA relativo all'area dell'aeroporto, credo che quello sia sicuramente un'occasione di confronto fattivo e concreto sulla quale dovremo misurarci rispetto agli obiettivi specifici di infrastrutturazione di questa struttura.
Abbiamo fatto la settimana scorsa 2 incontri, una nella commissione quinta regionale per quanto riguarda lo sviluppo della nuova rete viaria, per quanto riguarda il progetto di RFI, di collegamento tra la città di Brescia e Montichiari, con 3 lotti funzionali che svilupperanno una ferrovia a partire già dall'anno prossimo, perché il progetto è già pronto sostanzialmente, è già stato finanziato e anche realizzato nella sua parte preliminare. Credo che nel prossimo periodo potremo veramente cominciare a dare attuazione a un piano di contorno che faciliterà, io spero, l'impresa di dover rilanciare questa struttura. Noi ci siamo, ci mettiamo a disposizione per tutto quello che possiamo fare, ovviamente. Quindi vi ringrazio, grazie davvero per questa opportunità. Se ci fossero anche tavoli di tipo tecnico al quale sederci successivamente a questo nostro primo incontro, siamo disponibili a qualsiasi interlocuzione. Grazie. Certamente, grazie Presidente, cogliamo al volo la sua disponibilità a partecipare a eventuali tavoli tecnici, ma sicuramente anche il nostro Sindaco di Verona e anche gli intervenuti a questa riunione saranno disponibili altrettanto, mi auguro. Va bene, adesso se il Vicepresidente vicario della Fondazione Cari Verona vuole intervenire, l'Avvocato Piazzola. Grazie Presidente. Prego. La ringrazio ancora della pazienza, soprattutto, e anche scusa. Grazie a lei e al Comune per l'occasione di incontro costruttivo. Porto i saluti al Presidente Mazzucco, che purtroppo non ha potuto partecipare oggi. Allora, Fondazione condivide l'importanza essenziale dell'aeroporto per il territorio. È stato già detto e va sottolineato. Quindi la Fondazione è pronta ad intervenire e ad investire così come lo è sempre stata, perché l'aeroporto sia strumento di sviluppo economico ed occupazionale per il territorio di riferimento, il territorio che il Presidente Zegher ha prima indicato, ovvero sia il bacino del Garda, nord e sud. Le finalità istituzionali di Fondazione prevedono questo, ovvero sia investimenti che perseguono scopi di utilità sociale, di promozione della crescita economica del territorio, ovviamente senza pregiudicare la conservazione del proprio patrimonio. Chiedo scusa, Avvocato Piazzola, c'è un audio, un microfono aperto, credo della provincia di Brescia, se il Presidente Alghisi può spegnere il microfono? Mi sente? Sì, grazie. L'ho fatto io, Presidente. Perfetto, così non c'è l'eco. Prosegua, prego. Dicevo che le finalità istituzionali di fondazioni sono quelle di favorire e di investire in realtà che consentano lo sviluppo e la crescita economica del territorio, senza naturalmente compromettere la stabilità del patrimonio, perché quella è la premessa indispensabile perché Fondazione possa continuare a garantire gli interventi erogativi che sono la sua finalità primaria. Questo cosa significa? Significa che è necessario, ad avviso della Fondazione, un progetto industriale dell'aeroporto che sia all'altezza del compito. Catullo, così insieme a Montichiari, deve essere l'accesso al bacino del Garda e alle zone limitrofe a nord e a sud di operatori e turisti che favoriscano la crescita economica del territorio. L'area deve diventare centro di crocevia per sviluppare questi scambi logistici, economici, commerciali e turistici. E per fare questo, secondo Fondazione, l'aeroporto deve essere collegato ai principali aeroporti internazionali, deve essere inserito in prima linea nella rete degli scambi commerciali e turistici di più favorevole impatto e non ai margini, e migliorando la qualità delle presenze. C'è da sottolineare che Fondazione non ha pregiudizialità sui partner privati con cui operare all'interno dell'aeroporto. L'importante è che vi sia la garanzia che la gestione strategica dell'aeroporto
tenga fede a questo ruolo di volano dell'economia territoriale. Ci si rende conto che deve esserci un'inevitabile e giusta ricerca di redditività nell'esercizio dell'attività aeroportuale del Catule di Montichiari. Questo ovviamente però non deve essere alternativa, ma collegata funzionalmente allo scopo altrettanto primario, che è quello dello sviluppo della crescita economica ed occupazionale. Secondo la Fondazione, questa garanzia, ovvero sia che l'aeroporto sia sempre attento alle ricadute sull'area di riferimento, è senz'altro favorita dalla presenza degli enti pubblici, e quindi Fondazione auspica che la loro presenza nella compagine sociale rimanga forte. Va comunque garantita, anche fornita da chiari, sia nella sostanza che nella forma, accordi tra soci pubblici e privati. Quindi, molto sinteticamente, sottolineo, la Fondazione è pronta ad intervenire, chiede però che questo intervento, per essere funzionale agli scopi di Fondazione, ma soprattutto all'aeroporto, sia accompagnata ad un progetto industriale che ponga al centro l'area del Garda, il bacino del Garda e i riferimenti a nord e a sud, che venga in qualche modo sviluppato l'accesso, l'utilizzo dell'aeroporto per voli internazionali con gli hub di più rilevante interesse a livello europeo, e non solo, che venga incentivato l'accesso di un turismo anche non solo low cost, perché le strutture ricettive dell'area anche questo richiedono. Non vuole sottrarsi ai propri impegni e quindi al proprio impegno, però si attende che altrettanto impegno venga profuso dagli enti pubblici, perché sono ovviamente presidio per il giusto sviluppo dell'attività aeroportuale a beneficio del territorio di riferimento. Io per ora con questo avrei concluso, naturalmente rimango a disposizione per ogni chiarimento sulla posizione della Fondazione. Grazie. Grazie Avvocato, è stato molto chiaro e molto sintetico. Adesso la parola all'assessore Zamperini del Comune di Villafranca. Prego, mi sente? Assessore Zamperini? È collegato? Sì. Assessore Zamperini? È collegato ma non mi sente, è possibile? Giuseppe Ramirez? Mi dica. Puoi vedere se riesci a contattarlo? Sì, adesso provo. Adesso ha tolto il microfono. E quindi... Assessore Zamperini mi sente? Forse ha problemi di microfono. Non sentiamo lei invece. Quindi c'è, ma ha problemi col microfono. I collegamenti spengono. Mi sentite? Sì, benissimo. Sì. Prego, parli pure. No, ma guarda, io ho ascoltato con molto piacere quella che è stata la discussione. Innanzitutto ringrazio per l'opportunità, perché ritengo che insomma, l'aeroporto sia dal punto di vista economico per il nostro territorio, che vive anche di turismo e non solo di turismo, sia assolutamente fondamentale. Ringrazio il Comune di Verona per aver posto l'accento e per averci dato questa occasione. Noi siamo soci di minoranza, voi tutti sapete insomma qual è la genesi e qual è il specifico del Comune di Franca, in senso di quote in questo momento qua, che non serve che lo chieda, però insiste sul nostro territorio. Noi ovviamente siamo assolutamente interessati che questo aeroporto possa riprendersi il ruolo quanto prima che deve avere, e quindi insomma in questo senso qua auspichiamo che ci sia davvero un cambio di passo dopo il Covid, che ovviamente ha messo in difficoltà tutto il sistema socio-economico della nostra zona, dell'Italia in generale e non solo, ma della nostra zona. E ovviamente noi saremo
quando saremo chiamati in causa cercheremo di dare il nostro contributo. Per noi un tema fondamentale, insomma lo sa perfettamente il Presidente, non solo il Presidente, lo sanno tutti, è quello delle mitigazioni ambientali, che per noi è un tema da sempre posto all'attenzione, ma anche su questo so che il Presidente ha lavorato tanto, poi insomma, si è parlato più volte anche in passato, e quindi l'auspicio è che effettivamente vi possa essere una ripresa, anche se ho capito bene, le risorse, i ristori, almeno una parte di quella che è la perdita, arriverà solo nell'ultimo trimestre del 2021, sperando che nell'ultimo trimestre del 2021 si possa ripartire con tutto, cioè ripartire al 100% rispetto a quello che era la situazione pre-Covid o quasi, ecco. Per il resto ringrazio ancora per l'opportunità di questa chiacchierata e di questa possibilità di avere, di ascoltare dal Presidente, nonché dal socio di maggioranza, nonché dagli altri protagonisti, quella che è la situazione attuale in questo momento difficilissimo, e niente, ovviamente riferirò tutto al mio sindaco, che poi insomma ci metterà in contatto, farà i passaggi istituzionali dovuti. Grazie. La ringrazio, Assessore, delle sue parole, e mi chiedo saluti anche il Sindaco e lo ringrazio a mia volta. Io adesso leggerei il comunicato che mi ha mandato invece un'ora fa circa il Presidente Compaccia della provincia di Bolzano, perché è interessante per i contenuti. Allora, egregio dottor Zelger, la ringrazio per l'invito e per la possibilità offerta ai diversi interlocutori e azionisti della società Aeroporto Valerio Catullo SPA di poter portare alla luce alcune riflessioni in merito al futuro della società in riferimento all'attuale situazione di crisi, non solo per la già conclamata mancata crescita rispetto agli altri aeroporti, ma come ovvio anche per l'aggravamento della situazione a livello operativo, economico e patrimoniale causato dall'emergenza Covid-19. Per quanto concerne la provincia che rappresento, posso affermare che effettivamente la distanza territoriale della struttura aeroportuale da Bolzano potrà comportare una nuova analisi della giunta provinciale al fine di valutare nel prossimo piano di razionalizzazione delle società partecipate la strategicità della propria partecipazione per le finalità istituzionali dell'ente, come previsto dal decreto legislativo 175 del 2016 e successive modifiche. Devo comunque aggiungere, a dimostrazione dell'interessamento per questo aeroporto da parte della provincia autonoma di Bolzano, che esso rimane un importante collegamento e canale di comunicazione, e in qualità di azionista la provincia di Bolzano conferma il suo interesse per il rilancio della struttura, al fine di garantirne la continuità aziendale, punto. Un simile rilancio, tuttavia, non può non vedere coinvolti, oltre agli enti pubblici, anche le autorità nazionali come l'ENAC e il Ministero dei Trasporti, e non può non passare dal reperimento di risorse straordinarie che in questa congiuntura emergono come necessarie, considerato che gli enti territoriali non ne hanno a disposizione. L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti, Presidente Arno Compaccia. Ecco, ringraziamo anche il Presidente e ci auguriamo di poterlo sentire magari anche dal vivo in un'altra occasione. Comunque nel frattempo direi che le audizioni delle persone convocate sono terminate. Se c'è ancora spazio per qualche domanda, ma avviso chi si è prenotato o chi si vuole prenotarsi che qua siamo soprattutto per ascoltare e non per fare interrogatori a nessuno, con lo spirito costruttivo, al di là di ogni schieramento partitico, politico, simpatie, eccetera, eccetera. Questa è la premessa. Chiedo al segretario Ramirez se c'è qualche prenotazione. Bertucco sa che si era prenotato all'inizio. Ah, va bene, sì. Consigliere Bertucco, prego. Sì, vorrei anche, Presidente, che la smettesse con questo discorso degli interrogatori. Nessuno di noi fa interrogatori, quindi vengono fatti eventualmente dalla magistratura o dai carabinieri. Noi ci limitiamo a valutare le situazioni e a porre delle domande. Non credo che il Presidente dell'aeroporto o gli altri intervenuti temano quelle che sono le domande. Io pure se l'ho offesa con una no, a me non nessuno. Non c'è nessuno.
di avere uno spirito costruttivo. Presidente, sto parlando, se mi lascia concludere, poi lei può dire quello che vuole. Allora, la prima cosa, mi permetta la battuta, in questi anni sono diventato un esperto contro la mia volontà di politichese, ma le devo dire che nonostante tutti i miei sforzi io non sono riuscito a decriptare quello che dice l'assessore Bianchini per il Comune di Verona. Non l'ho capito l'altra volta, oggi ha portato solo i saluti, non so cosa intenda fare il Comune di Verona. Seconda cosa, io vedo che in questa commissione abbiamo gente che all'esterno della commissione sono degli incendiari e poi in commissione diventano dei pompieri. Mi va benissimo, servirebbe un po' di coerenza anche in questo, cioè nel senso che se si fanno dichiarazioni roboanti sul futuro dell'aeroporto, poi si dovrebbe essere conseguenti rispetto a questo. Premessa questa cosa, io vado a quelli che sono secondo me i temi che dovremo affrontare. La prima, giustamente, il Presidente Arena diceva che c'è una necessità di fare dei patti parasociali che abbiano una scadenza a medio-lungo termine. E lo confermava anche nella lettera che aveva inviato ai soci prima di Aerogest, prima poi dell'assemblea dell'11 quella dell'11 gennaio, dove evidenziava anche che c'era la necessità di una governance stabile e duratura e c'era anche un problema legato al contratto di finanziamento dove la banca che aveva sottoscritto diceva che avrebbe, come dire, sarebbe intervenuto sulla sospensione dei covenant solo successivamente alla decisione in merito all'attesa proroga dei patti parasociali con le indicazioni delle condizioni che verranno concordate. Allora, non lo chiedo al Presidente Arena, ho sentito cosa ha detto il Vicepresidente Vicario di Fondazione, ho sentito le altre province, però c'è la necessità che i soci pubblici decidano cosa intendono fare. Vale a dire, se intendono partecipare all'aumento di capitale sociale, perché poi è quello che è chiesto, se intendono confermare, modificare, migliorare quelli che sono i patti parasociali, se come ha dichiarato qualcuno, qualche esponente di partiti che rappresentano, ma ci sono dichiarazioni anche ieri del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che invece, come dire, debba essere cacciata a Save, si debba trovare un altro sostituto e altro, perché abbiamo visto anche questo. Ecco, quindi questa è la prima cosa e io sono convinto che bisogna decidere. Volevo sapere dal Presidente dell'aeroporto rispetto al piano degli investimenti 2016-2019 che prevedeva investimenti per 65.670.000 euro, capire quali investimenti sono stati fatti rispetto a quella cifra. Immagino che una parte poi sia arrivata in ritardo e altro. So che da tempo si dibatte sulla necessità dell'aumento di capitale sociale, dei fondi che dovranno essere messi a disposizione. E poi volevo chiedere sempre al Presidente, siccome è l'unico ente pubblico che ha sostanzialmente presentato quella che è alcune ipotesi del futuro per quanto riguarda l'aeroporto, anche sul futuro di Aerogest, che è la società che raccoglie insieme gli enti pubblici, Provincia di Verona, Provincia di Trento, Comune di Verona e Camera di Commercio, individuava alcune ipotesi. La prima ipotesi che individua la provincia è un possibile aumento di capitale di Catullo SPA non riservato ai soci con sovrapprezzo che prevede impegni formali da parte del soggetto che da subito per effetto di operazioni successive entro 2 anni dall'operazione acquisisce la maggioranza assoluta alla riscrittura di alcune clausole statutarie di garanzia per i soci pubblici, organi di amministrazione, piani industriali e azioni di policy e sviluppo del traffico. B. La possibilità da parte di Aerogest e dei suoi ex soci, una volta eventualmente sciolto il veicolo holding, di porre in vendita sul mercato, e qua c'è il tema logicamente della gara pubblica, una parte delle azioni detenute, sempre prevedendo l'impegno da parte del soggetto che da subito per effetto di operazioni successive entro 2 anni dall'operazione acquisisse la maggioranza assoluta, la riscrittura sempre delle regole. Poi la possibilità di ampliare la compagine societaria con l'ingresso di altri soci pubblici, e qua credo che sia già un po' più complicato, e poi c'era un'ultima ipotesi che era quella legata a quella di porre in liquidazione Aerogest. Queste sono alcune ipotesi, anche perché Aerogest non potrà continuare ad andare avanti, bisognerà individuare una forma di patto fra i soci pubblici perché è in contrasto con la legge Madia. L'altra cosa che volevo chiedere, si è parlato del bilancio 2019, bilancio che sicuramente chiude inutile, però volevo chiedere rispetto ai contenziosi aperti,
cioè nel senso che ci sono una serie di vicende che riguardano l'aeroporto, cioè il contenzioso sul fondo antincendi, c'è la vicenda che riguarda il contenzioso con ENAV, c'è il contenzioso con ENI-ENAC, c'è il tema dell'addizionale comunale, c'è il tema dell'IMU. Ci sono un po' di milioni di euro che ballano rispetto a questo. Volevo capire se ci sono stati passi in avanti rispetto a queste vicende o seppure rimangono sempre, come dire, nell'ambito di batoste che potrebbero arrivare anche nei prossimi anni. Ecco, queste sono le domande, se è possibile avere delle risposte. Grazie. Grazie consigliere Bertucco. Il Presidente Arena magari vuole dare una risposta, intervenire per primo. Dopo ci sono alcune domande che riguardano i soci pubblici e questi li abbiamo sentiti l'11 febbraio, quindi forse l'assessore Bianchini non c'è. Comunque, Presidente Arena, prego. Cerco di dare, intanto saluto Michele Bertucco e cerco di dare delle risposte alle sue domande. Prima di tutto, per quanto riguarda gli investimenti che erano previsti, l'aeroporto ha fatto investimenti oggi per 35,8 milioni di euro. Gli investimenti che oggi noi siamo chiamati a svolgere per il cosiddetto progetto Romeo sono circa 60 milioni di euro. Tutti questi investimenti che si sommano a quelli già fatti, che sono, se vuole il consigliere Bertucco, li posso anche andare a denunciare quello che è stato fatto, che sono una serie di interventi quali la riqualifica sala imbarco, le nuove postazioni controllo passaporti, l'apertura di nuove aree commerciali tra cui il nuovo duty free, la ristrutturazione dei bagni dell'area Schengen, la nuova segnaletica e riconfigurazione del piazzale aeromobile, la riqualifica della pavimentazione testata 22 raccordo K e T, il rifacimento dei raccordi W e York, l'adeguamento sistema raccolta acque meteoriche, la ristrutturazione del park P4, l'avvio progettazione progetto Romeo e così via. Abbiamo fatto esattamente 26 interventi che magari senza che vi sto a tediare con quelli che sono tecnicamente dei titoli, però la strategia dell'aeroporto è stato prima di tutto mettere in condizione l'aeroporto di poter lavorare, quindi siamo intervenuti soprattutto sui piazzali, sulla pista e su tutte quelle che erano le opere necessarie a far sì che gli aeromobili potessero assolutamente in sicurezza arrivare ed essere pronti per lo sviluppo che era previsto dal nostro piano del piano di sviluppo aeroportuale. Concordo con Bertucco sulla sollecitazione che più volte la società, tramite anche lettere che la presidenza dell'aeroporto ha inviato ad entrambi i soci, cioè a Save e ad Aerogest, della necessità di avere una governance stabile per la Catulla SpA. Credo che sia chiaro a tutti che una società senza una governance stabile ha difficoltà di potersi raffrontare sia con il mercato commerciale aeromobili, quindi con le compagnie aeree, in una maniera stabile, perché anche le compagnie aeree, quando basano degli aeromobili o fanno progetti industriali di sviluppo su uno scalo, hanno la necessità di sapere con chi parleranno anche nel prossimo futuro e quindi avere una governance stabile è assolutamente importante. Sul fatto di cacciare Save o non cacciare Save, a prescindere dalle affermazioni che talvolta leggiamo sul giornale, mi domando con quali termini si possa cacciare un socio che detiene il 42% e che per entrare in società ha fatto degli investimenti ed ha acquistato delle quote, okay? Perché questo è successo. C'è stata anche, come sapete tutti, perché è stato, come posso dire, di evidenza pubblica, anche un accertamento su come siamo arrivati in questa situazione all'attenzione di ANAC e anche della Procura di Verona, che si è conclusa senza problematiche alcune. Per quanto riguarda invece la posizione di Aerogest, Michele, io non posso rispondere
per altri soggetti, nel senso che credo che la società in una maniera molto trasparente abbia sempre dichiarato ai soci e all'opinione pubblica quello che si stava facendo in aeroporto e quelli che erano i risultati positivi che sono stati raggiunti. Dopodiché sento anche dalla lettera che ha mandato il presidente Compacer della mancata crescita dell'aeroporto. Io vorrei ricordare a tutti che nel 2011 l'aeroporto stava portando i libri in tribunale e come in tutte le situazioni delle società dipende da dove si parte e c'è un percorso da fare e nessuno ha la bacchetta magica per poter raggiungere obiettivi improbabili, quando l'aerostazione oggi come voi la conoscete non è in grado di gestire picchi di crescita importanti di passeggeri se non si fanno gli investimenti. Ecco perché la società in modo molto coerente ha iniziato a fare tutti i lavori che erano necessari per il fatto che l'aeroporto potesse continuare a crescere e ha messo in atto tutte quelle che sono le attività burocratiche, le chiamo così, per poter avere l'autorizzazione per quanto riguarda il PSA, il piano di sviluppo aeroportuale. Non è certo colpa della Catullo o di Save o di chi sia se servono iter procedurali che durano 4-5 anni. Noi abbiamo fatto veramente tanto le corse per ottenere le autorizzazioni. Le autorizzazioni oggi, come ricordava bene la dottoressa Scarpa, ci sono. Abbiamo appena ottenuto le autorizzazioni, dato mandato, facendo una gara pubblica per trovare il partner che costruirà la nuova aerostazione, l'ampliamento della nuova aerostazione. Poi è arrivato il Covid e poi servono, come voi sapete, un piano economico finanziario sostenibile per poter fare le opere, perché non è che si possa dare un incarico ad una società per un investimento di 60 milioni quando la società ha problematiche economico-finanziarie che sono state tanto aggravate dalla situazione Covid. E quindi io pongo l'attenzione sempre a tutti i presenti di capire da dove venivamo e che cosa è stato fatto in tutti questi anni. In tutti questi anni abbiamo fondamentalmente avuto il riscatto dell'aeroporto di Brescia Montichiari ed è un riscatto estremamente importante. Anche lì è partito un iter di collaborazione con il territorio in modo tale che quell'aeroporto possa garantire, nella posizione in cui è, un'infrastruttura estremamente importante per l'Italia, ma non solo, ma anche per i paesi confinanti all'Italia a nord per quanto riguarda il cargo aereo. Anche lì c'è una procedura che abbiamo messo in atto che è la validazione del piano di sviluppo aeroportuale, che ha la necessità di una serie di autorizzazioni e ci stiamo lavorando insieme anche agli attori della provincia di Brescia e qui ovviamente ringrazio e saluto sia il presidente Alvise che il vicepresidente Galberti, con cui siamo giornalmente in contatto per cercare di sviluppare anche quel settore. Tanto è che quest'anno l'aeroporto di Brescia ha dei risultati straordinari. Il vero problema è che l'aeroporto di Verona, per il problema pandemico, ha trasportato, invece di 4 milioni di passeggeri, che era quello che noi preventivamo, ha trasportato solo 1 milione di passeggeri. Per quanto riguarda, e quindi sul fatto che l'aeroporto non abbia raggiunto gli obiettivi che si era dato, non perché voglio essere di parte né voglio mettere delle medaglie alla struttura che mi onoro di presiedere, però vi posso assicurare che come era la società e come oggi la società ha fatto grandi passi da gigante. Poi si poteva fare di più, forse, non lo so perché non ho la palla di vetro, so solo che i manager e tutti i dipendenti dell'aeroporto che in questi anni hanno lavorato e continuano a lavorare con grande dedizione hanno dato tutto loro stesso per raggiungere gli obiettivi che la società si era dato. Tanto è che per arrivare ad avere il cosiddetto traffico qualificato, di cui faceva riferimento il vicepresidente della Fondazione Cari Verona, volevo anche qui mettere in risalto quello che l'aeroporto Valerio Catullo era prima della pandemia. Noi avevamo 4 collegamenti
importanti con 4 hub internazionali: Monaco, Francoforte, Roma Fiumicino e Domododievo, che è uno dei 2 aeroporti che è gestito da Aeroflot, e con collegamenti che erano, per quanto riguarda la Russia, giornalieri con due società aeree, una è Siberia Airlines, l'altra Aeroflot, che sono la prima Aeroflot, la compagnia di bandiera, la seconda compagnia più importante a livello della Repubblica Federale Russa, che garantivano dall'aeroporto di Verona connessioni in tutto il sud-est asiatico, in un collegamento giornaliero. Avevamo poi 4 collegamenti giornalieri con l'hub di Francoforte e 4 collegamenti giornalieri con l'hub di Monaco, che garantivano ai nostri passeggeri in partenza dall'aeroporto di Verona collegamenti con il Sud America e con il Nord America, con tutta una serie di connessioni molto semplici. E poi il collegamento 4 volte al giorno con l'aeroporto di Roma Fiumicino. Per quanto riguarda quello che era successo, così faccio un anticipo su delle domande future, la problematica con il collegamento con Parigi. Allora, Parigi anni fa è vero che era un altro degli hub di collegamento di Verona. Il problema che abbiamo avuto con Parigi, che è un problema che abbiamo dovuto gestire prima dell'entrata di Save all'interno della compagine societaria della Catula SPA, era stato determinato da una ristrutturazione della compagnia di bandiera francese Air France, che aveva cambiato i propri aeromobili da aeromobili chiamati Cityliner, quindi con una capacità di trasporto di 50-60 passeggeri, ad aeromobili più capienti. E la capacità che Verona e il suo indotto riusciva a performare non riusciva a far sì che quella rotta fosse profittevole. E siccome le compagnie aeree sono industrie che producono anch'esse, devono produrre anch'esse reddito, la compagnia Air France aveva deciso nella sua ristrutturazione di lasciare alcuni aeroporti italiani, tra i quali anche l'aeroporto di Verona. Abbiamo fatto poi una serie di tentativi anche con altre compagnie, tra cui Transavia, facendo un collegamento point to point. Anche lì le compagnie aeree che oggi operano in Italia hanno aeromobili di una capienza fino a 180 posti, e purtroppo anche quella tratta non ha avuto un successo, perché non riuscivamo mai a superare un load factor del 60% dell'aeromobile. Quindi quando noi parliamo di squadra, o quando prima parlavo di squadra, è vero che noi dobbiamo andare a trarre un turismo più qualificato, però vi faccio l'esempio di quello che ha fatto il sistema Verona e il sistema Trentino insieme per quanto riguarda la Repubblica Federale Russa. La Camera di Commercio di Verona, insieme all'amministrazione comunale di Verona e a Trentino Marketing, per più anni erano andati a fare una serie di attività di promozione proprio a Mosca e a San Pietroburgo, e questo aveva, perché si era mosso un territorio, agevolato l'apertura e la trasformazione di voli che erano solo voli charter in voli di linea. Tanto è che l'aeroporto di Verona era diventato di grande interesse, era diventato fino a un anno fa, prima del Covid, di grande interesse per le 2 compagnie aeree, ti ripeto, Aeroflot e Siberia Airlines. Quindi un aeroporto cresce tecnicamente se cresce tutto il territorio e se ci sono tutta una serie di operazioni che vengono fatte congiuntamente. Per quanto riguarda i contenziosi, Michele, ci sono dei contenziosi che purtroppo riguardano l'aeroporto Valerio Catullo, che nascono da situazioni di 20 anni fa, diciamo di molti anni fa. Uno tra questi è il contenzioso con ENAV per quanto riguarda l'aeroporto di Brescia Montichiari, dove quando l'aeroporto di Brescia Montichiari si trasformò da aeroporto militare ad aeroporto civile, in 2 momenti poi particolari, perché riguarda il contenzioso 2 momenti storici e tecnici di quel momento, i precedenti consigli di amministrazione che hanno gestito l'aeroporto Valerio Catullo avevano interpretato la norma di temporaneità che il Ministero dei Trasporti e delle Finanze aveva emanato sulla temporaneità dei costi dei diritti di sorvolo,
l'aveva interpretato andando a rigettare e rifiutare quelli che erano tutte le richieste che arrivavano invece da ENAV, che invece fatturava. Tutto questo ammontare, che poi è stato tecnicamente sanato dal 2012, se non ricordo male, in poi, aveva un pregresso che era un pregresso che valeva circa 21 milioni di euro. È nata un contenzioso, un accertamento negativo presso la magistratura, presso il Tribunale di Roma, dove in una discussione che vedrà ancora l'aeroporto ad un confronto con ENAV nel 2021, 2022, poi dipende se ci sarà un rinvio delle udienze o meno, ad una convinzione da parte della Catullo SPA, del proprio consiglio d'amministrazione, di certamente di dover essere chiamato a pagare una somma, ma abbiamo un convincimento di non tutta la somma. Nel frattempo, che cosa è successo? Che la magistratura 2 anni fa ha deciso di proprio così dire confiscare e andare a prendersi in una maniera obbligatoria 16.600.000 euro dai conti della Catullo SPA, che noi abbiamo versato perché noi avevamo una liquidità interessante che avevamo maturato grazie alla buona gestione di questi ultimi anni, ma che è dovuta andare a coprire questo contenzioso per un ordine da parte del Tribunale. Quindi questa pratica è ancora aperta. C'è un possibile di causa che se dovesse essere persa potrebbe valere 21-22 milioni di euro, adesso i dati precisi non li ho, ma se sarà necessario magari li potremo anche rendere noti perché non c'è nulla di segreto. Nel frattempo ne abbiamo già pagati 16.600.000 euro. Poi abbiamo l'altro contenzioso dei diritti aeroportuali che non erano stati versati prima del 2011, che anche lì c'è una causa aperta e che stiamo gestendo. Sono tutte cose note ovviamente ai soci, perché derivano poi purtroppo da una storia dell'aeroporto dove anni fa questi contenziosi qualcuno se li è trovati a gestire e li sta tecnicamente risolvendo. Spero di aver spiegato tutto. Sì, grazie Presidente. Se c'è qualche altro che vuole intervenire sugli stessi quesiti posti dal consigliere Bertucco, mi pare, guardo se ci sono altri interventi. Direi che a questo punto possiamo anche chiudere la commissione ringraziando tutti gli intervenuti naturalmente e auguri per il vostro lavoro, perché dal punto di vista politico io e altri ci stiamo dando da fare per cercare di smuovere le acque e anche sbloccare tutti questi impedimenti che sono emersi in queste prime 2 commissioni sull'aeroporto. Ho già detto che ce ne saranno altre 2 per vedere di coinvolgere anche altri attori che possono essere coinvolti in modo da operare per il bene futuro del nostro bacino di utenza del Catullo. Grazie a tutti, la commissione è chiusa. Grazie infinite a voi. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti, buongiorno.